Oggi la chiesa celebra San Goffredo. Il nome Goffredo è di origine gotica e vuol dire protetto da Dio. Oggi, 8 novembre, si celebra la giornata internazionale della radiologia. L'International Day of Radiology coincide con l'anniversario della scoperta dei raggi X da parte del fisico tedesco Röntgen nel 1895. Il monitoraggio dell'evoluzione di alcune condizioni patologiche permette di valutare l'efficacia dei trattamenti utilizzati. La diagnostica per immagini ha come principali sfide l'ottenimento di risoluzioni sempre più avanzate, con immagini appunto più dettagliate, e la riduzione dei tempi di acquisizione. Per il suo ardito e ingegnoso rinnovamento dell'arte drammatica e teatrale. Con questa motivazione, l'8 novembre del 1934 viene assegnato al siciliano Luigi Pirandello il Nobel per la letteratura. La notizia gli arriva con un telegramma. Lui, assediato dai giornalisti, prende un foglio e scrive scherzosamente: "Pagliacciate, pagliacciate". Ma siamo davvero gli unici esseri viventi esistenti nell'universo? Abbiamo scoperto migliaia di pianeti extrasolari, cioè al di fuori del Sistema Solare. Si stima che nella nostra galassia esistano altri pianeti potenzialmente abitabili e si tratta di decine di miliardi. Il cosiddetto paradosso di Fermi evidenzia infatti l'apparente contraddizione fra l'elevata probabilità di esistenza di civiltà extraterrestri e la mancanza di prove, probabilmente dovuta alle enormi distanze dell'universo rispetto a quelle a cui siamo abituati sulla Terra. Buon weekend ai 12, iniziamo questo fine settimana con una conturbante Venere in Scorpione che porta passione, un po' di intrighe, una Venere un pochino complicata perché quadra Plutone misterioso e a Giove incontentabile, mentre invece la Luna è ancora nei comunicativi Gemelli. Cosa succede in questo weekend? Scopriamolo insieme. Ariete, per voi è ottimo visto che la salvaguardia del vostro pianeta giunge in solido assieme a quella di Mercurio per far andare le cose per bene e soprattutto per riprendere il dialogo in amore. Uscite e socializzate, Toro. Voi invece con una Venere in opposizione, il Sole in opposizione e anche una Luna un po' troppo chiacchierona, oggi rischiate di confondervi per le tante e o troppe cose da fare, quindi cercate di fare una bella selezione anche affettivamente. Anche rimanere in casa a volte può essere l'inizio di un meraviglioso weekend. Gemelli, per voi oggi Mercurio fa sentire pesantemente la sua opposizione, più ancora quella di Marte su Urano. La Luna si sta confondendo un po' nei vostri gradi perché ha iniziato a quadrare a Saturno e a Nettuno in serata, per cui oggi sarà una giornata particolarmente emotiva, non vi sentirete molto compresi, cercate però di esorcizzare un po' questo momento brindando con amici in maniera spensierata senza troppo portare le problematiche lavorative con voi. Cancro, la vostra giornata oggi sembra essere piena di una ritrovata fiducia con quella bella Venere in Gemelli che vi fa comunque sognare. La sua quadratura Giove nei vostri gradi un po' meno, perché quel sogno volete sempre che si tramuti in realtà. Altri pianeti ci stanno lavorando su, coraggio. Leone, oggi un weekend decisamente di stacco e rilassante perché volete comunque fare qualcosa di bello, di interessante, magari un'uscita, un qualcosa di nuovo con amici, con delle persone diverse, altre, divertitevi. Vergine, per voi oggi la giornata sembra avere una piega piuttosto poco comunicativa. Avete voglia di parlare poco o forse non trovate l'interlocuzione giusta, non è importante questo, ma le mollezze di Venere sembrano proprio carezzevoli, quindi accordatevi col vostro compagno o col vostro partner per fuggire un po' lontano dagli occhi discreti. Bilancia,
Per voi i pianeti che avete davanti, quindi Venere e Sole, sembrano essere un po' più oggettivi del solito, lasciando in questo weekend poco spazio ai sogni, ma sicuramente alla visione più chiara e lucida delle cose. Anche pensare a un piano economico sarebbe proprio una buona idea. Scorpione, Venere e Sole nel vostro segno zodiacale sembrano muovere le corde del vostro cuore. Tutto vuole essere trasformato, la quadratura di Plutone su Venere rotante nei vostri gradi sembra voler apportare le più grandi trasformazioni in amore, mentre invece le aspettative di Giove vi mettono un po' di ansia da prestazione. Sagittario, per voi oggi poco importerà l'opposizione di Urano su Marte, la Luna sembra di nuovo abbastanza distante tanto da non essere fastidiosa, mentre invece Mercurio vuole fare con Plutone dei discorsi decisamente un po' più intriganti, passionali, seduttivi e che al lavoro potrebbero darvi una serie di spunti per riprendere potere. Capricorno, a proposito di potere, siete tra i più attratti dello zodiaco. Il potere che per adesso il Capricorno ha è sicuramente quello di avere delle prospettive molto ambiziose, sane e solide, mentre invece Venere, che torna amica, e gli suggerisce che forse è il caso di porsi in una maniera un pochino più dichiarata e meno evasiva in amore. Acquario, a proposito di evasività, voi siete campioni dello zodiaco in questo senso, ma Marte vi fa rimanere sul pezzo, avvinti dalla passione, troverete il dialogo e l'amore in un'unica soluzione. Hai visto mai? Pesci, per voi la giornata è molto positiva perché Saturno e Nettuno nei vostri gradi raccolgono i favori di Giove e di Plutone assolutamente concordi e il farvi sviluppare qualcosa di nuovo. Il trigono di Marte vi dà energia e passione. Mercurio invece vi suggerisce un'idea stravagante per sorprendere il partner. Lo scheletro di una mano sinistra con una fede nuziale all'anulare. Questo apparve sulla prima radiografia della storia, l'8 novembre del 1895. A compierla fu il fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen sulla mano della moglie. Up for grabs, letteralmente traducibile con pronto ad essere afferrato. È l'espressione perfetta per indicare qualcosa che è immediatamente disponibile, come un premio o un'opportunità da cogliere. Teofilo Folengo, monaco benedettino nato alla fine del XV secolo, ha legato la sua fama all'invenzione di un nuovo linguaggio, un impasto esuberante di latino, dialetti e italiano maccheronico, tanto che la sua opera più importante prende il titolo Maccheronee. La sua vis polemica contro la società attirò tuttavia in Italia la censura ecclesiastica. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non sono quel genere di persona che si siede e piange sul latte versato. Sono troppo occupato a cercare la mia prossima mucca. Buona giornata dalla vostra Martina.